La seduta è aperta. Avverto il processo verbale della seduta precedente e posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Comunico i congedi dell'onorevole Caronia, Intravaglia e dell'onorevole Cambiano. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti a fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Comunico che con PEC del 19 febbraio 2025, protocollata in pari data al 4608, l'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, onorevole Andrea Messina, ha trasmesso nota di replica alle affermazioni rese dall'onorevole Michele Catanzaro nella seduta d'Aula numero 157 del 18 febbraio 2025, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione numero 999. Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità in capo al sindaco di Raffadali. Interrogazione in cui lo stesso deputato è primo firmatario. Valutate le motivazioni, dispongo che la suddetta nota venga allegata al resoconto stenografico della seduta d'assemblea di riferimento, e cioè la numero 157 del 2025. Così stabilito, l'assemblea ne prende atto. Colleghi, andiamo all'ordine del giorno della seduta odierna. Sì, Presidente Laccoto. Sì, un attimo, onorevole Catanzaro. Abbiamo i disegni di legge, l'onorevole Laccoto. Perfetto. Allora, l'onorevole Laccoto chiede l'inversione del punto 2 rispetto al punto 1, quindi onorevole Catanzaro, poi le do la parola. Faccio intervenire un attimo l'onorevole Laccoto. Se non ci sono osservazioni, invertiamo il punto 2 col punto 1. Prego, onorevole Laccoto, faccia la relazione. Sì, grazie Presidente per aver accolto la richiesta. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nasce dalla deliberazione della Sesta Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari di formulare un testo proprio ai sensi dell'articolo 64, comma 1 del regolamento interno, e ciò sulla base degli emendamenti presentati al disegno di legge numero 738 trasmessi dalla Presidenza dell'Assemblea su indicazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. E naturalmente questo emendamento è stato presentato dall'onorevole Presidente Abbate, che è servito sicuramente a migliorare un testo e a renderlo più agevole e concreto. Nel merito, la proposta legislativa che si sottopone all'Assemblea reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 2022 numero 15, norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Si tratta di interventi volti a migliorare talune norme sotto l'aspetto della loro applicabilità, che nel corso dei 3 anni di vigenza della legge regionale citata si è rivelata essere difficoltosa, specie per i comuni. Tanto evidenziato, si passa a illustrare l'articolato. Articolo 1 interviene sull'attribuzione della Regione in materia di randagismo. Articolo 2 interviene sull'attribuzione dei comuni, escludendo anche in tal caso la partecipazione delle associazioni per la protezione degli animali e dei lavoratori forestali nell'esercizio dei compiti propri dell'ente locale. L'articolo 3 interviene sulle attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali, escludendo la predisposizione di corsi di formazione per i cittadini che intendono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo. L'articolo 4 sopprime la banca dei dati regionali del DNA. L'articolo 5 interviene sulle disposizioni in materia di strutture di ricovero di cani e gatti, eliminando la casa famiglia per cani. L'articolo 6 in materia di rifugi sanitari e di rifugi per il ricovero esclude la possibilità di affidare ad associazioni animaliste la gestione dei rifugi e prevede che quest'ultima possa essere data a privati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
L'articolo 7 elimina la previsione e la disciplina della casa famiglia per cani. L'articolo 8 riduce a 5 le ore settimanali delle aperture delle strutture di ricovero e custodia. L'articolo 9 interviene in materia di prelievo e controllo della popolazione di cani vaganti. In particolare elimina la possibilità di dare in affido a spese proprie l'animale al segnalante che sia disponibile a farsi carico dello stesso, esclude la reimmissione dei cani vaganti sul territorio dopo il prelievo e la sterilizzazione. L'articolo 10 infine prevede la possibilità per i comuni di realizzare aree di scampettamento per cani nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa igienico-sanitaria. Colleghi, il termine emendamenti per questo disegno di legge è martedì 4 alle ore 12, così come per gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno in data odierna, e la discussione generale la rimandiamo all'articolo 1. Ovviamente sia per questo che per tutti gli altri disegni di legge. Torniamo al punto 1. Mi aveva chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro in merito alle comunicazioni fatte a inizio aula. Sì, Prego, grazie Presidente. Diciamo soltanto come dire, dato che lei ha letto delle comunicazioni che sono state presentate dall'assessore Messina e la interrogazione numero 999 era l'interrogazione a mia firma, mi corre l'obbligo, Presidente, di un attimino dire come sono andate le cose, perché altrimenti ad onor del vero non abbiamo una chiarezza. L'interrogazione, che ovviamente parlava della verifica della sussistenza di cause di incompatibilità, è stata presentata il 27 marzo del 2024 con la richiesta di una risposta orale. Secondo le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento interno, il Governo aveva la facoltà, primo punto, di chiedere l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, quindi al comma 1 del 140, e di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio in aula dell'avvenuto deposito, quindi al comma 2. Il Governo non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà, ma sicuramente aveva l'obbligo di rispondere entro i 60 giorni. Questo obbligo comporta la trattazione orale in aula dell'interrogazione. A nulla ovviamente non c'è stata, e quindi nelle more il Governo ha dato risposta scritta. Tale trattazione si è svolta soltanto la scorsa settimana e quindi mi costa ancora una volta dire che c'è stato un ritardo di 11 mesi. È in aula che questo argomento, signor Presidente dell'Assemblea, andava trattato. In aula l'assessore doveva dirci che l'incarico di sindaco e di dirigente generale non figura una ipotesi di incompatibilità. Permettetemi, ovviamente, lo dico a lei Presidente, ma a tutta quest'Aula, di fare una considerazione su questa vicenda, considerando che l'abbiamo ripresa nuovamente in Aula. L'assessore, anche nella risposta ad analoga interrogazione presentata dalla collega Campo, ha dichiarato che l'emanazione del decreto legislativo numero 39 del 2013 sembrerebbe avere determinato il superamento delle disposizioni previste dall'ordinamento regionale. Quindi ha utilizzato il termine sembrerebbe. Quindi il sindaco, nonché dirigente generale, sembrerebbe oppure è compatibile. Se il dirigente oggi si candidasse a sindaco sarebbe ineleggibile, perché la normativa nazionale riguarda solo i casi di inconferibilità e incompatibilità e non supera la legge regionale in materia di ineleggibilità. Ciò ci fa dire che rimane
una questione di opportunità. È opportuno che in capo a questo soggetto ci siano le due cariche, quindi queste sono delle valutazioni, signor Presidente, che ovviamente sto facendo io, ma che già le ho fatte la scorsa settimana anche di carattere politico. Grazie. Assessore, lei vuole replicare? Non per... È una replica, non per fatto per una replica del Governo. Prego, prego Assessore. Sì, Presidente, vorrei chiarire che l'interrogazione di cui parlava l'onorevole Catanzaro, oggetto della risposta nella seduta scorsa, io ho inviato quella precisazione perché si lamentava un ritardo di 11 mesi. Volevo solamente chiarire che noi abbiamo ricevuto al Dipartimento il 14 aprile del 2024 l'interrogazione medesima e che entro 40 giorni, se non erro, adesso a memoria non ricordo, il 24 maggio successivo, quindi non più di 40 o 41 giorni, abbiamo evaso inviando all'interessato ma anche a quest'Aula risposta scritta. Quindi non riteniamo, per questo era motivo della nota di chiarimento, non riteniamo che ci sia nessun ritardo, abbiamo risposto entro i termini di regolamento senza ovviamente nulla entrare in questa sede nel merito della risposta che già ovviamente l'abbiamo ampiamente relazionato nella seduta scorsa. Grazie. Grazie Assessore. Andiamo al disegno di legge 738A che trovate all'interno del vostro tablet. Abbiamo all'articolo 1 3 emendamenti a prima firma di De Luca, Schillaci. La Presidenza invita al ritiro in quanto queste norme, l'articolo 1, quello che è inserito all'interno dell'articolo 1 supera l'impugnativa dello Stato. Quindi l'invito è al ritiro. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. No, io sui primi due va bene il ritiro, sull'ultimo, cioè sull'1.3, io credo che lasciando la norma in questo modo si creerebbe un vuoto normativo per quanto attiene l'indennità da corrispondere eventualmente a queste figure, in quanto dovrebbe essere richiamato quantomeno alla contrattazione collettiva. Quindi io sull'1.3 insisto sull'emendamento. Se vuole, Presidente, deposito una relazione su questo. Onorevole Schillaci, ci faccio avere questa relazione qui in Presidenza. Nel frattempo l'1.1 e l'1.4 li considero ritirati. Onorevole Schillaci,
io la invito al ritiro dell'1.3, le spiego perché. Quanto scritto all'interno dell'articolo 1 è una contrattazione che è stata fatta per superare l'impugnativa. Se noi andiamo a modificare il testo rischiamo una nuova impugnativa, cioè perché comunque il testo che è stato concordato e che non è stato modificato è per superare le impugnative. Se noi andiamo a modificare il testo rischiamo poi nuovamente di non superare l'impugnativa o di avere un'ulteriore impugnativa. Quindi la invito al ritiro, anche perché a questo punto, quindi grazie onorevole Schillaci. No, ma io glielo ritiro io. Onorevole Schillaci, se noi modifichiamo, allora io le dico questo, se l'emendamento viene approvato e modifichiamo la norma viene nuovamente impugnata, se ne assume la responsabilità. No, ma se le sto dicendo che comunque il testo è concordato per superare l'impugnativa, se lei modifica l'impugnativa possiamo anche votarlo. Se l'Aula lo approva in maniera favorevole, lei si assume la nuova impugnativa. Prego, onorevole Schillaci. Scritto in questo modo non è che va in contraddizione con quelle che erano le indicazioni dell'impugnativa, cioè va a sanare un vuoto normativo che eventualmente si creerebbe, tutto qua. Prego, onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io non è che voglia contraddire in alcun modo le posizioni della collega Schillaci, però intendo fare un ragionamento così da contemperare quelle che sono le posizioni. È ovvio che noi dobbiamo superare quelle che sono le difficoltà di una impugnativa. Ritengo altresì che quando si parla di una qualifica di appartenenza e di una anzianità, qualifica, anzianità di appartenenza, ecco, vorrei rassicurare che non può che essere all'interno di un contratto collettivo. Quindi dico, superato questo aspetto, dico, secondo me, secondo il mio modesto parere, potrebbe essere ultroneo. Ciò non di meno non credo che possa determinare aspetti così rilevanti sulle eventuali tagliole dell'impugnativa. Grazie. Grazie onorevole Giambona per aver ulteriormente argomentato. Quindi onorevole Schillaci lo ritira e la ringrazio. A questo punto mettiamo in votazione, ritirato, sì. Mettiamo in votazione l'articolo 1, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 1 è approvato. Andiamo all'articolo 2, lo pongo in votazione, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 2 è approvato. C'è un emendamento aggiuntivo? Le correzioni si fanno in quello della bilancio. Onorevole Abbate, collega Catanzaro, no, noi abbiamo stabilito che in conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari avevamo stabilito che le eventuali modifiche le andiamo ad apportare sul disegno di legge che uscirà dalla Commissione Bilancio. Lo mettiamo in quello, nel disegno di legge. Lo metteremo nel prossimo disegno di legge che uscirà dalla bilancio, così come gli altri emendamenti. Colleghi, se prendete posto, mettiamo a votazione. Se prendete posto, mettiamo in votazione il disegno di legge numero 738/A. Prego, onorevole Sunseri, per dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, io non ricordo se lei ha la delega
alle relazioni col Parlamento. Ecco, benissimo, perfetto. Allora è il mio interlocutore preferito oggi. Allora, vede Assessore, basta guardare velocemente l'Aula per capire che se noi oggi da opposizione, da minoranza, decidessimo di votare contro le norme proposte dal Governo per superare le impugnative, le norme verrebbero bocciate e quindi le norme impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché i numeri sono talmente tanto impietosi nei confronti della maggioranza che lei oggi deve supplicare la minoranza di votare o favorevolmente o di astenersi affinché delle norme proposte dal suo Governo possano superare il vaglio dell'Aula. Allora, siccome non credo che sia un atteggiamento neanche lontanamente come dire, rispettoso del Parlamento, ovviamente non faremo mancare il numero legale perché ci rendiamo conto che sono delle norme che servono esclusivamente a superare l'impugnativa proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma la prego di riferire al Presidente della Regione che la maggioranza deve entrare in Aula, perché le riunioni di maggioranza fatte in altri palazzi per decidere come spartirsi i liberi consorzi, le città metropolitane che vediamo sempre molto ben frequentate, non sono altrettanto ben frequentate in Assemblea Regionale Siciliana. Allora, siccome non è una norma proposta dall'opposizione, ma è una norma proposta dal Governo, la prego, noi oggi diligentemente e nel pieno rispetto della democrazia parlamentare rimarremo in Aula e decideremo col gruppo come orientarci nel voto, ma è evidente che se noi oggi volessimo fare semplice ostruzionismo al Governo, questa norma verrebbe bocciata. Va bene colleghi, ci sono altri interventi per dichiarazione di voto o metto in votazione il disegno di legge? Mettiamo in votazione il disegno di legge 738 /A. Prendete tutti posto, colleghi, inserite in maniera corretto il tesserino. Chi è favorevole? Colleghi, prendete posto che stiamo dando il voto finale al disegno di legge. Chi è favorevole premi verde. Chi è contrario voti in rosso, chi si vuole astenere voti bianco. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 19, astenuti 20, contrari 0. Il disegno di legge è approvato. Prego. Onorevole Lavardera, a lei la parola. Grazie Presidente. Sottoscrivo anch'io l'intervento dell'onorevole Sunseri e dico che finalmente in quest'Aula diamo seguito a una legge di buonsenso che abbiamo voluto fortemente come primo firmatario e che a ridosso anche dell'8 marzo, come dire, può essere un segnale. Perché? Ricorderete che la nostra regione era finita su tutti i giornali per regione virtuosa, ossia la norma che prevede l'assunzione delle vittime di mafia, che mette sullo stesso livello le vittime di mafia, quindi la legge che riguarda le vittime di mafia, estendendo i benefici anche alle donne e soprattutto agli orfani che hanno avuto relativi al femminicidio. Quindi qual è la questione? Siamo stati fermi un anno su questa norma, l'abbiamo approvata questo Parlamento, c'era stata questa impugnativa, volevano bocciarla, ci hanno chiesto di fare delle modifiche. In altre parole, perché volevano fare queste modifiche? Perché Roma non gli andava bene il fatto che la regione siciliana era arrivata prima di Roma, cioè noi abbiamo modificato, abbiamo fatto una norma di buonsenso, abbiamo dato la possibilità di poter far parlare bene di questa regione in tutta Italia. La Meloni ha chiamato Schifani, dice fermi,
questa legge la dobbiamo portare avanti noi e quindi dovete mettere in questa norma che è entro il 2025 e poi basta. Intanto una notizia è che da oggi gli assessorati devono dare i disegni, ovviamente devono dare attuazione a questa norma, perché ci sono decine di donne che hanno richiesto di essere assunte alla Regione siciliana, ma gli è stato negato per un parere dell'Avvocatura della Regione. Adesso è ufficialmente in vigore, lo era già da un anno, si è aspettato tantissimo questa norma, questa modifica, adesso bisogna fare i decreti attuativi. Bisogna portare a casa i decreti attuativi perché questa è una norma di buonsenso, cioè siamo la prima regione in Italia che permetterà alle donne che hanno subito dei danni permanenti a causa ovviamente di episodi drammatici, come addirittura gli orfani di femminicidio, di avere dignità anche nell'essere assunti all'interno della regione. Una norma di buonsenso, ne hanno parlato in tutta Italia, è stata bloccata in questo anno, non poteva essere attuata. Da oggi mi auguro che gli uffici competenti e preposti diano seguito all'ennesima risultanza di questo Parlamento che sta dicendo attuate questa norma, date seguito a questa norma, perché poi è inutile andare alle parate dell'8 marzo come succederà tra qualche settimana, quando invece c'era una norma di buonsenso che è stata parcheggiata per oltre un anno negli cassetti della regione per una bega, cioè della Meloni che si è arrabbiato con Schifani dicendo ma quella norma la volevo fare prima io, cioè non è che la norma non l'ha, il governo nazionale l'ha in qualche modo ripudiata, ha detto non è una norma cattiva, no, siccome è in vigore, c'è in discussione l'applicazione del disegno di legge di questa legge a Roma, dove dobbiamo arrivarci prima noi, cioè robe da scuola elementare. Ora non importa quello che è accaduto, importa adesso è dare un seguito a questa norma di buonsenso che da oggi finalmente supera anche, come si dice, quella famosa impugnativa. E soprattutto mi rivolgo a quelli che hanno detto ma quindi fate delle norme che poi non possono essere applicate. No, la dimostrazione che questa maggioranza, il sottoscritto di cui ha l'onore di aver fatto come primo firmatario questo emendamento, porta a casa un risultato storico per la nostra regione che ci permette di essere una delle regioni più virtuose a livello nazionale. E questo lo voglio rivendicare con orgoglio, perché anche dalle opposizioni, anche facendo opposizione, si possono portare a casa dei risultati storici con una norma ordinamentale. Cioè noi non abbiamo fatto, come dire, chissà che cosa, una norma ordinamentale che equipara le vittime ovviamente che hanno subito dei danni a causa di episodi drammatici e dà loro gli stessi diritti delle vittime di mafia. Questa è una norma storica che rivendico con orgoglio e che sono contento che oggi supera anche l'ennesimo scoglio dell'Aula, e mi auguro che gli uffici ne diano seguito, perché già diverse persone hanno richiesto l'assunzione alla Regione per conto dell'avvocato Leone e che hanno ricevuto picche. Da oggi in poi questa storia non può più succedere e la regione siciliana è la prima regione in Italia a fare una norma di questo senso e di questa levatura. Grazie. Presidente Di Paola, posso... Grazie onorevole Lavardera. Vi comunico che l'onorevole Zitelli non aveva inserito in maniera corretta il tesserino durante la votazione, dopodiché prima di dare la parola all'onorevole Catanzaro, gli altri disegni di legge, così come già avevo detto prima e così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, il termine emendamenti e gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno della seduta odierna è per martedì 4 alle ore 12. Do la parola all'onorevole Catanzaro. Prego, onorevole. Grazie Presidente, io sarò brevissimo, soltanto per fare un piccolo passo indietro rispetto al voto su questo articolo, su questa legge, che ovviamente, Presidente, dopo l'intervento del collega Sunseri che diciamo, lamentava il fatto che nel momento in cui c'è da andare a votare noi ci ritroviamo in aula senza una maggioranza. Lei, Presidente, ad onor del vero, nello schermo noi abbiamo visto che i voti erano 20 astenuti e 19 favorevoli. In realtà noi siamo qua dentro 40, proprio per quello che sono state le parole del collega Lavardera rispetto al secondo comma dell'articolo 1. Noi delle opposizioni, e in questo caso io da capogruppo del gruppo parlamentare del PD, ritengo che sia davvero una cosa non bella, Presidente. Lo dico a chi è presente qui, uno c'è qua davanti a me all'impiedi che è il capogruppo di Forza Italia.
Cioè noi ci ritroviamo dentro quest'Aula con i colleghi di maggioranza che sono totalmente assenti quando ci sono disegni di legge da votare. Abbiamo stabilito un percorso in conferenza dei capigruppo e noi ci rendiamo conto, invece di i colleghi preoccuparsi di altro, dovrebbero venire in aula perché i disegni di legge sono di questo governo e noi con senso di responsabilità rispetto a quello che sono degli aspetti tecnici per poter andare avanti le norme, votiamo e chiediamo anche, Presidente dell'Assemblea Di Paola, chiediamo che venga detto che ci sono i 20 astenuti che hanno permesso che questa norma, anche se tecnica, passasse. Dico, quindi è un fatto rilevante che dentro quest'Aula è giusto che venga ripristinato il voto. Grazie. Sì, grazie onorevole Catanzaro. C'erano gli interventi dell'onorevole Burtono e dell'onorevole Schillaci. Prego onorevole Burtono. E poi dell'onorevole Giambono e dell'onorevole Miccicà. La collega Marchetta, che risulta non votante, dichiara di aver votato favorevolmente, ma per il malfunzionamento non è stato registrato il voto. Prego onorevole Burtono. Presidente, nei giorni scorsi ho incontrato parecchi cittadini, operai dei consorzi di bonifica, lavoratori del mondo agricolo che mi hanno fermato e mi hanno chiesto notizie sui percorsi portati avanti dalla nostra Regione per affrontare i temi difficili che abbiamo vissuto negli anni scorsi relativi alla siccità. Devo dire che io ho cercato di dare alcune informazioni, ho detto che c'erano degli impegni assunti dall'Assemblea a partire dall'utilizzazione di risorse importanti, 90 milioni, lei ricorderà Presidente, destinate ai dissalatori, ma anche iniziative per canalizzare le acque attraverso i tubi di irrigazione all'interno delle dighe. Questi impegni, io mi sono sentito di dire, sono stati assunti, però non abbiamo fatto una verifica. Io intervengo anche per questo, Presidente. Veda, c'è una presenza di ottimismo, credo, tra i rappresentanti che io ho sentito del governo, della maggioranza, sul fatto che nei mesi scorsi, anche oggi, stia piovendo. E pertanto la percezione è che nei prossimi mesi, quando partirà la stagione estiva, i problemi che abbiamo avuto negli anni scorsi noi non li avremo. A dire il vero, io ho cercato di approfondire, ho letto qualcosa. Mi pare che la concentrazione delle piogge sia stata in alcune aree del territorio siciliano, alcune altre aree non hanno avuto questa possibilità, non solo, ma poi successivamente a queste giornate di clima freddoso ma anche piovoso, ci sono state delle giornate con un clima primaverile. E una parte importante di acqua è andata nelle dighe, nei laghi anche artificiali. Il problema vero qual è? Che la canalizzazione non ci sia stata, perché la manutenzione dovuta, quella che bisognava fare nella canalizzazione presente nel nostro territorio, non è stata portata avanti perché i lavoratori dei consorzi di bonifica vivono una particolare stagione, hanno poche risorse per la manutenzione data dai consorzi. Sappiamo che è in itinere una legge, speriamo che possa essere approvata e bene all'interno dell'Assemblea regionale, anche se ci sono tanti coni d'ombra, tante perplessità. La centralità però della questione che io pongo è questa, Presidente, e vado alla conclusione. Noi affronteremo la prossima stagione estiva con le difficoltà quasi paragonabili a quelle che avevamo, tranne qualche centimetro in più nelle dighe artificiali, ma anche nei laghi che sono stati creati, nei laghetti artificiali.
io credo che oltre a questi centimetri in più di acque noi non avremo quelle potenzialità necessarie per affrontare la stagione irrigua. Ed è una cosa molto grave, Presidente, perché negli anni scorsi si è parlato di cambiamenti climatici, si è detto che avremmo fatto interventi con i dissalatori, si è detto che avremmo fatto canalizzazione. Non si è fatto nulla. Anzi, questo commissario dell'acqua che è stato citato qui una sola volta, credo sia venuto in Sicilia una sola volta, il commissario nazionale per l'emergenza idrica siciliana. Presidente, è inaccettabile. Io dico questo anche perché non aggiungo l'altro problema che lei ben conosce. Caltanissetta, Agrigento continua ad avere una condizione molto critica rispetto all'acqua potabile, all'acqua che serve nelle case. E allora, Presidente, io mi permetto, l'ho chiesto al mio capogruppo, lo dico a lei in quanto Presidente in questo momento dei lavori della nostra Aula, nelle more di questa discussione così caotica che si sta facendo su questi disegni di legge 738, nelle more, ma si discuta anche un poco di agricoltura, si faccia il punto. Io le chiedo, visto che si parla di dover fare delle riunioni di aula per la discussione di alcune mozioni, di alcune interrogazioni, ma si porti qui in aula l'assessore all'agricoltura, l'assessore all'acqua, ai rifiuti, in modo che si dica qui in aula che cosa il governo ha fatto e cosa intenda fare. Io lo dico e credo non per lavarmi la coscienza, per utilizzare un termine legato all'acqua, lo dico perché la situazione potrebbe tornare ad essere drammatica e non ci sarebbero nessuna motivazione da portare a giustificazione, perché il tempo c'è stato. Io vorrei chiedere questi dissalatori che erano stati programmati, alcuni dovevano essere sottoposti a manutenzione, con poche risorse l'avremmo avuto attivi, ma perché non si è fatto nulla? È un tema che le propongo, Presidente, e le chiedo proprio nella formazione dei calendari di calendarizzare le interrogazioni presenti nella rubrica agricoltura e quella delle acque, perché questo tema va affrontato e va affrontato in tempo. Grazie onorevole Burtone. La prossima settimana ci sarà la rubrica atti ispettivi. Io non so da parte degli assessori chi ha dato disponibilità per le prossime due aule. Io auspico che possa essere l'assessore all'agricoltura a dare la disponibilità della sua presenza, però poi il governo ce lo comunicherà. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Preliminarmente volevo intervenire esprimendo come gruppo 5 Stelle soddisfazione per avere inserito tra le categorie per la legge 20 del 99 anche le donne che hanno subito violenza e i figli delle vittime di femminicidio, però intervengo, Presidente, e approfitto della presenza di alcuni assessori in aula perché noi abbiamo un'altra categoria di persone che potrebbero essere portate al collocamento mirato secondo la legge 68 del 99, persone con disabilità che hanno una difficoltà enorme in questa regione siciliana a trovare un loro posto all'interno e delle pubbliche amministrazioni e delle aziende. Ora, io ho più volte sollecitato l'assessore di riferimento di rendere più agevole questi percorsi che sono assolutamente incredibili, non facili nell'accesso, per cui mi rivolgo appunto agli assessori di portare questo messaggio, perché veda, le persone con disabilità che rimangono a casa hanno veramente bisogno di uscire dal loro guscio e trovare un posto in questo mondo. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e assessori. In questo mio intervento, Presidente, voglio parlare del reddito di povertà o del bonus povertà, che giusto ieri è cominciata la possibilità di partecipare attraverso la piattaforma IRFIS, che tra l'altro devo dire sta funzionando, come del resto
tante iniziative gestite dall'IRFIS molto, molto bene. Beh, io parlo di questo tema perché molto spesso ecco, ci viene raccontata la solita storiella che in Sicilia tutto va bene, le strade ci sono, la sanità funziona, il lavoro c'è. In sostanza si tende a mistificare la realtà. Dico questo perché sono rimasto sbigottito, esterrefatto da un articolo in cui si commentava il numero record di domande di bonus presentati in poche ore, oltre 6.500. Il Presidente della Regione Schifani ebbe a dire che questo è un grande successo. Io ritengo, care colleghe e colleghi, che questo certifica fondamentalmente che qui siamo fuori dalla realtà, perché ecco, assumere questa tipologia di esternazioni significa che non capire come la corsa a pochi euro da parte di tantissimi siciliani che hanno bisogno di sopravvivere è figlia di un enorme disagio in cui versa la nostra regione. Un disagio tutto siciliano, perché documenta fondamentalmente che 7 anni di governo del centrodestra in cui non si risolvono le problematiche della nostra Sicilia, una disoccupazione che è ai massimi storici, per non parlare di quella giovanile, di quella femminile, un tema in cui abbiamo una Sicilia, siciliani che vanno via dalla nostra terra, negli ultimi 20 anni se ne sono andate via oltre 300.000 e negli ultimi tempi continua il deflusso di ragazzi, per lo più under 35 e neolaureati, mentre noi oggi stiamo qui a parlare, oggi stesso si stima che 2 siciliani, 2 giovani laureati decidono di andare via dalla nostra terra per andare a lavorare al nord Italia o in altri paesi dell'Unione Europea. Altro che è successo. La misura del bonus di povertà io ritengo che dimostra in maniera inequivocabile quello che è la fragilità della nostra situazione in Sicilia e direi anche il fallimento della gestione del centrodestra. Noi vi racconteremo passo dopo passo quali che saranno i fenomeni che determinerà questo strumento, una misura che non è affatto concordata, che inizialmente prevedeva degli strumenti attraverso l'inserimento di lavoratori socialmente utili, una misura che non dà assolutamente risposta alla platea ben più importante che il governo Meloni ha deciso di escludere con la rimodulazione del reddito di cittadinanza. Con la rimodulazione sono state escluse ben 70.000 nuclei familiari in Sicilia. Quindi il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra in Sicilia fa man bassa di voti quando invece si tratta di dare tutele ai siciliani se ne guarda ben lontano. E alla fine che cosa succederà, Presidente e colleghi? Alla fine con queste risorse messe a disposizione che noi stessi abbiamo definito come insufficienti, sì e no, si accontenteranno 5-6 mila siciliani, gli altri rimarranno fuori. Quindi la solita propaganda, il solito fumo negli occhi e noi saremo qui a raccontare l'ennesimo fallimento. E allora cosa voglio dire concludendo? Che qui c'è la necessità su questo tema che si apra un vero tavolo di confronto. La misura può andare bene se è concordata, se è pianificata, se c'è il confronto con le parti attive. È indispensabile introdurre con le prossime variazioni di bilancio ulteriori risorse per aumentare la platea dei possibili beneficiari, perché diversamente questa misura, così come impostata e con le risorse messe a disposizione, è esclusivamente una forma di propaganda. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro. Prego. Grazie Presidente, grazie colleghi, grazie Assessore. Vorrei, Presidente, per l'ennesima volta dichiarare a questa Assemblea che a Siracusa gli studenti, le famiglie sono stanche, non so in quale altre province della nostra regione. Parlo di scuola, parlo di edilizia scolastica. Se non abbiamo, Presidente, le risorse per poter ristrutturare, per dare scuole dignitose ai nostri ragazzi, allora io propongo, perché non offrire a questi ragazzi, almeno la Regione possa dare un contributo per acquistare
Presidente, mi ascolti, per acquistare elmetti di garanzia. Stanno cadendo i tetti di tutte le scuole, allora forniamo a questi ragazzi gli elmetti che possono proteggerli da eventuali cadute di tetti. Non è qui che finisco. Ci sono interi istituti con le reti di protezione. Allora forniamo alle famiglie i caschetti, ma forniamo anche che mancano riscaldamenti in tutta la provincia, mancano il comfort necessario per questi ragazzi, diamogli guanti, diamogli giacche a vento, diamogli scarponi per poter studiare in queste condizioni. Non è più accettabile, io mi batterò, ci sono state già delle proteste a Siracusa, degli scioperi da parte dei ragazzi per avere una scuola dignitosa. La scuola è il pilastro di una crescita di un ragazzo e non possiamo più accettare che solo il 6% delle scuole di Sicilia abbiano una climatizzazione. Ricordo che sono stati spesi quasi 1 miliardo per climatizzare, per costruire in Albania, per gli extracomunitari, tutte quelle stanzette sono tutte climatizzate. Cosa c'hanno in meno i nostri ragazzi? Presidente, non è più accettabile questo. Noi vogliamo scuole sicure, vogliamo scuole che abbiano il loro comfort per questi ragazzi. Non solo, qui c'è l'assessore, è stato presentato, sono stati presentati delle audizioni dal Movimento 5 Stelle sia in quarta che in quinta per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Assessore, grazie che è rientrato, perché Assessore Messina le volevo dire una cosa che è successa al nostro istituto quintiliano di Siracusa, una delle scuole migliori che abbiamo in città. Tutta la scuola tappezzata di reti. C'è un provvedimento di riqualifica, di ristrutturazione di questa scuola che è rimasta impantanata per diversi anni. Questa mattina ho interloquito con un funzionario suo, manca una firma. Assessore, io so quanto lei ci tiene a queste cose, quindi io le chiedo di risolvere questo annoso problema del quintiliano di Siracusa nei tempi più brevi, perché ci sono le risorse finanziarie, almeno poter fare afferire queste risorse a questo istituto che è uno dei migliori della città. Quindi Assessore, lei è qua presente, chiedo proprio con grande affetto che lei possa provvedere a questo istituto quintiliano di Siracusa. Poi l'ultima cosa, Presidente, che volevo dirle è quello che riguarda il fatto che il libero consorzio di Siracusa è in dissesto ed è uno dei motivi per cui tutte le scuole di Siracusa e della provincia versano in situazioni critiche. Ci sono scuole dove non esistono neanche le palestre, cioè immaginiamo una scuola dove non c'è comfort, non c'è climatizzazione, i tetti stanno cadendo, non ci sono palestre per poter praticare attività fisica dentro le palestre. Sapete come studiano i ragazzi, come fanno educazione fisica? La studiano nei banchi, cioè i ragazzi nelle scuole studiano educazione fisica nei banchi. Questo è uno scandalo che la Sicilia non può più accettare. La Sicilia, i nostri familiari, i nostri ragazzi non possono più accettare questo scandalo e sarò qui presente con i ragazzi se vorranno intervenire sotto questa assemblea per protestare insieme a loro. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè. Prego onorevole. Per una cosa velocissima, Giovanni Burtone, so che l'onorevole Burtone ha presentato una legge sul fine vita e non vedendo l'onorevole Laccoto vorrei chiedere direttamente a lei se può fare apporre la mia firma, anche la mia firma sul disegno di legge. Grazie. Grazie onorevole Miccichè, ovviamente apponiamo la sua firma al disegno di legge. Colleghi, non ho più iscritti a parlare e quindi a questo punto l'Aula è riconvocata a martedì alle ore 15 con la rubrica attività ispettive. La seduta è chiusa.